Raudi Abdelbar, l'imam della moschea Al-Rahma di via Noventa a San Donà di Piave, ha lasciato nel pomeriggio l'Italia. Dopo l'udienza di convalida del provvedimento di espulsione da parte del giudice di pace, il 27enne marocchino è stato portato all'aeroporto di Roma, destinazione Rabat. Il sindaco di San Donà di Piave chiede che anche il prefetto di Venezia Cuttaia affronti al più presto il problema di quella moschea. La richiesta è che nel prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza ci possa essere questo punto all'ordine del giorno e anche la nostra presenza. Vigili urbani e carabinieri stanno intanto verificando se l'associazione Al-Rahma avesse tutte le autorizzazioni in regola per tenere la sua attività culturale nel pezzo di capannone preso in affitto da una società di Milano. L'associazione si era trasferita lì dopo la scissione avvenuta dal gruppo Islamici per la Pace con sede in via Calnova. Bisogna promuovere la pace per primis intanto e aprirsi al dialogo. La traduzione è quella che è stata tradotta, sono parole pesanti, non parliamo di tutto il contesto dove è stata tirate queste parole dopo questa tensione che c'è adesso nel Medio Oriente, però condanno pienamente queste parole. A San Donà la comunità marocchina è la seconda più numerosa tra le straniere dopo la albanese. Intanto nella cittadina veneziana la gente è preoccupata per quanto accaduto. Questo significa che anche a San Donà ci sono degli estremisti che secondo me sono molto pericolosi, anche perché può essere che qualcuno in un certo momento reagisca. Mi parevano discorsi che incitavano apertamente all'odio razziale, anzi secondo me andrebbe fatto un controllo più capillare su alcune prediche di certi imam in tutto il territorio nazionale. La preoccupa molto questa cosa? Abbastanza, sì. Però devo anche dire che buona parte della popolazione capisce ed è in grado di distinguere in base ai comportamenti le persone e le comunità.